E come all'improvviso, sopra il cielo e paradiso, auguro veramente, perché effettivamente, naturalmente, probabilmente non ci arriverò, effettivamente di mettere a tutti i like, visto che ho tanti amici, ho messo 2 ore che metto auguri a tutti i papà, mano a mano che va scorrendo Facebook, Instagram, metto gli auguri. Sicuramente non arriverò a tutti a fare gli auguri dalla Re dello Zenzero, Villarosa, da Patrizia Cuzzangra, perché a me mi fa molto piacere fare gli auguri a tutti i papà al mondo e tutti i Giuseppa e Pino che oggi è San Giuseppe. Allora io con questo diretto spero di pagare a tutti e mano a mano che mi spirciano, diciamo, su Facebook cercherò di salutare a tutti educatamente con rispetto reciproco. Io effettivamente, avete stamattina alle 7 che effettivamente, naturalmente, metto a tutti auguri, perché per me è un piacere, diciamo, fare gli auguri alle persone che magari in un senso di rispetto e un buongiorno e una buona serata, una buonanotte, un buon pranzo, è doveroso dirlo perché ho rispetto reciproco. Io effettivamente questa è la naturalezza. Giustamente qualcuno magari ci può restare male, naturalmente, perché effettivamente non ci posso arrivare. In senso che giustamente faccio questa diretta per alleviare, diciamo, qualcuno e fare gli auguri in diretta. In diretta qualcuno magari mette tanti like, tanti foto, tanti qua per rispetto reciproco, ma oggi io dico che il rispetto è limitato. Il rispetto è l'amore, o ricco o povero. Sicuramente oggi la ricchezza è più amata della povertà, perché oggi vanno avanti i soldi. Avendo i soldi sei amato da tutti, avendo che sei povero sei abbandonato da tutti. Ma insomma, io non mi posso lamentare. La mia ricchezza è la bella salute che ho, che Gesù Cristo me l'ha data. E quello che non si può capire è che i soldi non ti puoi comprare la salute, ma la salute puoi comprare la ricchezza. In senso buono, onesto e sincero. E alla fine quello che faccio un pagliaccio, che sogno un pagliaccio per qualcuno su Facebook, io lo dico e lo dico qua, meglio fare ridere che io faccio il pagliaccio su Facebook che fare piangere le persone. Io effettivamente non ho fatto piangere nessuno, ho fatto sempre ridere e ricordare sempre il bene che esiste al mondo, perché effettivamente della vita si campa una volta sola e sulla terra se la sfrutti per bene, effettivamente se ti comporti bene verrai ricordato del bene, se fai del male verrai ricordato del male. Questo lo voglio dire per tante persone che vanno il dispetto, in quanto mai che oggi nessuno è scemoneto, è cretino, è babbo, che magari qualcuno, quando ieri ho messo un post, saluto gli amici e i parenti limitati, perché che i parenti mangiaci a bere non avere mai a che fare, che i parenti stretti, diciamo, che uno effettivamente come la scarpa quando te va stretta va male. Ma non che io attacco i parenti che ho una famiglia meravigliosa, parliamone chiaro, però c'è un vero punto interrogativo, in quanto mai magari qualcuno, io dico effettivamente, e dico che cosa mi faccia, per quello che faccio io, i video e l'allegria e la simpatia che inoltro a tutte le persone e che mi fa piacere a me, chi mi vuole tagliare mi taglia, come vuole tagliare cancia canale. È inutile che magari qualcuno tiene l'amicizia effettivamente, o parente o non parente, che magari tanto per tenerla. Meglio toglierla, magari uno ci resta più bene. Perché quando io dico un buongiorno che dico effettivamente non è tutti che lo possono dare, ma è normale la situazione, uno non può dire sempre su cose, ma no, però il buongiorno per altri qualcuno ce l'ha, una buonanotte per qualcuno, oppure per sparlare, oppure vedere qua su Facebook maggiormente quando c'è una critica, confronto da uno contro l'altro, già là se ne addona
se ne accorgono che magari c'è qualche cosa che non va. Lì è la curiosità umana, la malvagità umana, in quanto mai dice, io vedo che scrisse là per come, insomma, tutte queste cose magari se ne accorgono. Non è vero che magari il mio buongiorno non arriva, ma buongiorno arriva a tutti. Io cerco certe volte di stare 2-3 ore veramente, magari facendo azzappare il terreno, magari che faccio dei lavori di qua e di là, mettere un mi piace, mettere un buongiorno in un senso di educazione e semplicità. Certamente qualcuno magari lo mette più rotato, ma però c'è sempre la malignità umana. La malignità umana è effettivamente così, che fanno dei paragoni tra il ricco, il povero, la convenienza di qua e di là. Ma io dico sempre una cosa: perdono ma non dimentico. Occhio per occhio, dente per dente. Uno certe volte le cose si deve pagare con la stessa moneta, con il silenzio, con il sorriso. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, a così resterai e più presto te ne andrai. Nananina nananani non angelo, così la canzone dice: vai dove il sole non c'è mai, dove niente dopo troverai, e a così mi abbandonerai. Nananina nanana. La mia ironia e la mia simpatia e allegria, come all'improvviso, sopra il cielo e paradiso. Insomma, io inoltre l'allegria e simpatia dei miei video, del mio Facebook. Certe volte mi incazzo veramente per una sola motivazione, perché non c'è più rispetto. Prima c'era più rispetto. I meglio anni della mia vita, e sicuramente i migliori anni di tutti, il rispetto reciproco, perché oggi la gioventù è perduta, oggi su tutte le femmine in generale, mascole, sono pazzi per i soldi. Soldi, soldi, cosa vuoi da me? Soldi, soldi, soldi. Ai, se ci sono soldi uno è amato, se non ci sono soldi sei un più diavolo possibile che ti inoltrano la cosa. Ma non che uno non ha soldi, è che i soldi uno certe volte deve fare girare onestamente e sinceramente, con rispetto a chi merita magari c'è un merito reciproco. I soldi non fanno la felicità umana, ma per qualcuno i soldi fanno la felicità umana. Purtroppo è così la vita. La vita c'è dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle. Effettivamente, io effettivamente, modestamente, ringrazio Gesù Cristo, quel poco che magari c'ho, riesco, diciamo, a inoltrare la mia bella vita tranquillamente, né ricco e né povero. Anzi, non voglio essere mai ricco e nemmeno povero. Giustamente i soldi sul senso della vita devono servire per pagare la luce, pagare il minimo indispensabile della vita. I soldi ci vogliono, è inutile negare che uno dice soldi non ne voglio. Quello che diciamo uno effettivamente deve tirare su con la vita. Però meglio non essere molto ricco, perché sei più odiato e magari ti danno la mala sorte incarnata. Dopo ti facevo occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, filo di cavallo. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. A prescindere che io l'ironia ce l'ho sempre. Io saluto e auguro, scusate che magari non saluto uno a uno, ma vi sto salutando così. Saluto a tutti, un abbraccio a tutti i papà al mondo, tutti i miei paesani, veramente Villa Rosaria e pure i siciliani, amici e parenti, perché io saluto sempre. L'unica cosa che non mi salutano mai. Io mi trovo più amici che parenti. Io dico chiaro, in diretta, io pelo da bocca me ne impegnano, parliamone chiaro. Io ho tanti amici veramente che si sono spostati per me veramente dal Venezuela, dall'America, dal Canada, che con l'occasione di vedermi a me sono fatto una vacanza qui in Sicilia, e io pian piano, diciamo, sono stato l'altro giorno a Balestrate, a Montelepre, ho girato, diciamo, del sensore, ci sono andato io a vedere gli amici perché meritano, eppure loro hanno venuto a Villa Rosa e magari a venirmi a trovare, persone dal Canada, persone da ovunque, perché gli amici veramente straordinari, dopo
tanti amici sui social che pian piano da 3 anni io non mi posso neanche lamentare e si vede, dice, sui social, dice tu non lo puoi, no, sì, uno se ne accorge sui social pure se sono gente buone, brutti e cattivi, ci sono state quelle brutte e quelle cattive, però per me è la stessa cosa, io rispetto sia in tutte le parti mondiali, il rispetto è uno in generale, il rispetto lo deve portare a tutti, o uno che ha fatto la buona vita o ha fatto la malavita, ognuno corrisponde alle sue azioni. L'importante è che c'è rispetto nei miei confronti, dopo uno può fare della sua vita tutto quello che vuole, l'importante è che si rispetta la persona, non c'è l'invidia e ne inganno, perché si dice effettivamente che nella vita, ancora, che si campa una volta sola, effettivamente morendo, dopo non si sa da capo Gesù Cristo che cosa ne offre diciamo qualche cosa magari di positivo e magari diciamo la tranquillità, perché sicuramente l'inferno l'abbiamo sulla terra, l'inferno attualmente siamo all'inferno perché si combatte giorno dopo giorno con questo, ma sicuramente quando uno fa che muore trova la pace, la serenità, la tranquillità, perché effettivamente siamo morti, diciamo, non si sa che ne aspetta, c'è una prospettiva che abbiamo in Gesù Cristo e magari abbiamo, diciamo, che ne aspetta che è braccia aperte e magari dopo la serenità, dopo c'è un silenzio totale, la tranquillità, la serenità. Insomma, questo non è che magari faccio un po' di moralità, oggi ho voluto fare questi auguri e magari ricordare il bene delle famiglie, la benedizione che deve avere il rispetto come era una volta. Poco fa ho detto che i migliori anni della vita sono gli anni 80, 90, quasi il 2000, dopo 2000 venne la fine del mondo, è vero. Qualcuno disse che la fine del mondo era il 2000, è vero. La fine del mondo venne dopo il 2000. Del 2000 a Bedecca c'è la fine del mondo, ora c'è pure questa epidemia, c'è stato come si dice, scagliarsi l'uno contro l'altro, non c'è manco rispetto in generale né di famiglie né di amici, ci sono tradimenti ovunque, che prima le famiglie erano più strette e più amate. Io mai ho visto nella mia vita che ora pure io ho buttato buono, hai mezzo secolo di vita e mano a mano vai capendo l'esperienza della cosa. Mezzo secolo di vita ti dà l'esperienza di quello che magari uno ha passato. Il rispetto con mia mamma e i miei genitori di qua c'era più rispetto, fino a quasi al 2000. Dopo 2000, dessa Bibbia veramente, non dessa Bibbia che era 2000, ma che ci scaglieremo l'uno contro l'altro. È vero, sta succedendo questo. I soldi, cosa fanno venire la vista all'occhio a tutti. Purtroppo è così, però uno si deve, diciamo, con l'ideologia, che voglio dire, manco io, scusate magari se parlo male e qualcuno non ha capito il senso della mia diretta. Certe volte la mia ironia mi porta a dire il buon senso di una famiglia per rispetto. Qualcuno magari interpreta i miei video, magari lei dice che c'è, babbo c'è, quando babbo mi ha pigliato, io ne sono fiero se sono un babbo, ne sono fiero che magari do un sorriso magari a qualcuno, però ricordatevi bene che il sottoscritto non ha fatto piangere a nessuno, né invidia né gelosia, né ha detto una parola, e guai che non dice la verità e magari lo può scrivere, se qualcuno gli ha fatto male lo può scrivere là. Io un abbrivugno e so rispondere alla situazione. Purtroppo il male io lo sconosco, purtroppo io il bene che voglio inoltrare qualcuno non lo capisce. Effettivamente è così la vita, c'è il senso che voglio sedere, ma lo dico perché dopo la mia diretta dopo spuntano tutte che non sa niente, non fa niente, non video lo sa, non saluta, tutte cose sane. Vabbè, dico la meglio parola è quella che non si dice. Io vado avanti per la mia ironia, simpatia. Effettivamente facciamo un po' di saluti, insomma. Io saluto Daniela, Antonino, Lina Balsamo, io saluto tutti.
Auguri, grazie per gli auguri. Vassallo Alessandro, salutiamo Emanuele, compare Emanuele e la sua famiglia, camarata. Ciao Michele, un abbraccio. Pino Cardaci, auguri a tutti i papà al mondo. Lillo Spallina e Sandra La Bionda, un abbraccio veramente. Domenico Laccardo, saluto Fabio Scelso, saluto Maria Renci, buongiorno e auguri a tutti. Giacomo Sorbello, auguri. Stefano Ettina Pittina, auguri. Totò Pitarrese, Lina Biancucci, Filippo De Maira, ciao Filippo. Allora, Antonio, allora, io auguri, allora, un momento, Marco, ciao Marco. Allora, niente, sta diretta è nata così e finisce così. Allora, vi auguro un bacione dalla Sicilia, da Villa Rosenna, dalla Radalo Zenzero, auguri, festa di papà e auguri a tutti, i Giuseppe al mondo, auguri veramente a tutti, un abbraccio, ciao Patrizio, ciao Antonio, Patrizio forse, Filippo De Maria sei il numero uno, un abbraccio veramente, Filippo, come va, tutto a posto? Un abbraccio. E c'è Filippo, un po' stavo chiudendo, ma ci sono degli amici magari che sono in linea, che magari sono da tempo non li vediamo, ma a me mi fa molto veramente piacere di salutarli e a uno. Questa è la mia simpatia e ironia. Ok, Filippo, numero uno. Allora, ciao Patrizio, grazie Andò, pure a te auguri a tutti, un salutone veramente a tutti. Tutto ok, Pelé. Un abbraccio di cuore veramente, niente. Certe volte mi scappa la voglia di dire qualche parola di saggezza, ma però tu sai che un mondo è cambiato. Maria Rita, grazie, un abbraccio a mia nipote Maria Rita, grazie per gli auguri. C'è un po' di moralità, ma sta moralità è perduta. La moralità sa mangiare i cani, però uno cerca di mettere sempre il buon senso e la buona, diciamo, buon rispetto che ci deve essere reciprocamente, con il corpo e con la mente. Anche indifferita le tue dirette la vedo sempre. Lo so Filippo, ciao Filippo. Allora, ciao, grazie Filippo, grazie. Io ti ritengo sempre uno dei miei nipoti, che magari sei stato con me, veramente è stato sempre un piacere averti come amico, come uno dei miei nipoti acquisiti. Saluto Isabella Giarratano, auguri a Enzo, suo marito, per la festa del papà. La festa del papà, Filippo, allora continua a farle che sono sempre divertenti. Filippo, io le faccio le dirette, ma c'è sempre quel pregiudizio, quella ironia che effettivamente e naturalmente qualcuno si mangia il culo, che effettivamente su Facebook, che magari per invidia e gelosia mi fa scurare Facebook. E mi sono dirottato su TikTok, è un coso magari, tu lo sai, tu come sai come funziona, però uno certe volte già uno mi sta incazzando troppo, già stai sistemando TikTok era sballato di personaggi, di ragazzine, ragazze, diciamo, scusate, desminchiate. Ora sono entrato io, no, perché ti stai facendo impazzire, le sto facendo impazzire veramente, stai facendo impazzire con la mia ironia, con i miei video. Purtroppo sono uno dei più bravi, io lo dico e lo dico, signor, ora non mi chiamano più il re dello zenzero, il re del TikTok. Sono il più bravo, però ci sono tante persone che magari già c'è una rivalità impressionante, però ma stai cavando. Mi stai sistemando a tutto a una. Da TikTok sto facendo un po' di pulizia, di buonsenso e di rispetto, perché effettivamente là fanno dei video che io non condivido, contro il Signore, contro la maleducazione di qua e di là, che io non condivido, e stai aggiustando piano. Intanto qualcuno sul TikTok, siccome mi conoscono pure che vado su Facebook, che certe volte sbaglio a fare un video e dico Facebook e dopo mi correggo,
Qualcuno dice ritorna su Facebook, tu se cosa su Facebook, e io dico sogno qua su TikTok pure, per darti una lezione pure a te. Ok Isabella, grazie, Enzo se lo merita, un bravo ragazzo veramente, Enzo Rotararico. Allora, questa è l'unica cosa, sperando tutto bene, vabbè, mi si diverte. Ciao Luigi, auguri, Luigi Campanella. Niente, io le dirette effettivamente sono passato da Facebook che faceva quasi di sera, di qua e di là, però me ne sono dirottato su TikTok. TikTok, pare che uno dice un social effettivamente che non è diciamo un granché, ma sta crescendo velocemente. Veramente ci sono tante veramente personaggi, specialmente i napoletani, insomma, che sono degli attori, però io, ma stai cavando, da siciliano, da Villarosano, sto portando Villarosa come se fosse quasi New York. Villarosa pure a Napoli ora lo conoscono benissimo tramite il sottoscritto, perché effettivamente io, ciao Gaetana, salutami Salvatore. Gaetano, un abbraccio. Ehi Rosario, ciao Rosario Sarvaggio. Ciao Rosa. Allora niente, e là effettivamente come stai dicendo sul TikTok che lo sponsorizzo, non è che sto sponsorizzando, non hanno niente, non si guadagna niente. Io ho detto, siccome sul TikTok effettivamente superando i 10.000 diciamo follower che già superaio, tempo record 6 mesi, perché per avere i follower su TikTok è una cosa impressionante, però la mia simpatia e ironia gli piacciono i video, io capazzo insomma, però a me non mi interessa, sempre a travagliare me ne chiede, ma certuni mi mettono un bastone a minze rote, perché ci sono dei fasulli, dei falsi, pure su TikTok che si fingono dei poverelli che piangono per acquisire soldi. Siccome l'ho scoperto, fece un 007 e l'ho svergognati, e un po' quando uno dice la verità in senso buono, perché che tu sfrutti un tuo social per sfruttare gli anziani e che ti caiono un cuore debole, a me io ci resto male. Quando io avviso le persone, attenzione sui social, che qualcuno può fare i furbi e furbetti, non dare molta confidenza alle persone. Per conoscere bene ci deve convivere, purtroppo sui social non puoi convivere, però ci puoi misurare il polso piano piano. Purtroppo ci sono persone che approfittano sui social, su TikTok specialmente, ci sono delle truffe impressionanti. Siccome ci sono queste, non dico che su tutte, non dico ogni mondo e paese, tutta l'Italia, ci sono dei furbacchioni che io non condivido, quando prendono per il culo per tante persone, io dico subito intervengo, devo fermare la situazione. E su TikTok certe volte mi odiano perché qualcuno in privato mi ha detto, magari con le minacce, di farmi i cazzi miei, in senso che tu però mi facci i cazzi miei fino a che magari tu fai una cosa normale, ma quando sfrutti la tua immagine pietosa, che ti fingi che sei malato di cancro, o ti fingi per esempio che c'è qualche cosa che va per sfruttare, che ti hanno a dare i soldi senza che è vero, sta cosa mi dà fastidio, e io avviso, perché stiamo attenti, perché qualcuno sui social, perché oggi c'è un mondo di lagnosi, nessuno vuole lavorare, vuole fare i soldi facili. Io l'ho detto sempre di stare attenti sui social, parliamone chiaro. Io per esempio con Zenzero Lemone da 3 anni e mezzo che inoltre Zenzero Lemone e tutti mi conoscete, e ancora sono qua a continuare, tutti mi vogliono bene, perché ho detto sempre la verità, la sincerità, e mai ho approfittato della mia situazione. Io potrei pure inventarmi Zenzerone a dieta di qua e di là, e magari in privato mi facesse dare i soldi, ma ci sono che ci credono e che non ci credono. Io non l'ho fatto mai sfruttare le persone, mai qualcuno può dire che Zenzero Lemone magari ha dato una dieta, magari per scherzo, per babbiare, però è vero che io l'ho fatta, l'ho dato quella mia, magari qualcuno la vuole provare, io è scalato veramente 26 kg,
a dieta, magari avevo avuto zenzero, magari non è stato zenzero, magari ora si è inoltrato fu zenzero, cadavero, insomma, però mai ho approfittato delle persone. Io dico sempre con la mia faccia e ho potuto dire tutti, anzi qualcuno ha voluto la mia dieta, sempre dicendo facetela controllare perché effettivamente ognuno aveva la sua patologia e nessuno può dire che io magari avesse spirciato qualcosa di male a qualcuno. Io mai effettivamente ho speculato del mio zenzero e limone, che effettivamente sono riuscito a scherzarci sopra, ma senza malignità. Qualcuno che mi conosce, senza aver fatto, diciamo, anzi qualcuno ha speculato che io, nominando sempre zenzero e limone di qua e di là, qualcuno approfittando delle mie pubblicità senza che abbia guadagnato niente, qualcuno che ha avuto i soldi al nord di qua e di là e mi costa a me che mi hanno contattato e mi hanno preso per il culo qualcuno che magari questo zenzero e limone si hanno fatto i soldi, però a me non mi interessa, loro hanno investito, che cavolo mi interessa, che buono va, però io ho fatto, diciamo, un nome che mi sta restando zenzero e limone, e la mia ironia, la simpatia che inoltre alle persone che stanno bene, ho tanti contatti con persone veramente che il mondo sconosce, con centinaia di persone che vogliono che io gli inoltro pure i video in privato che magari su Facebook e magari non li possono magari trovare. Io su WhatsApp, su Messenger, i video che faccio su TikTok di allegria e simpatia, le inoltro là che le vogliono vedere, però sono inoltrate pure su YouTube. Qualche anziana, magari qualcuno che non si persuade, magari non li può vedere, e io pian piano, magari quando mi chiedono, io inoltro questa simpatia e allegria. A me mi fa piacere e onore, e dopo mi fa piacere quando mi mettono un like e un bel commento. Questo voglio. Allora facciamo, Emilia Biancucci, ciao Emilia. Rosa Ruggeri, buongiorno. Giuseppe Bognanno, ciao, buongiorno pure a te. Calogero Lipane, buongiorno. Allora Maria Rita, anche a te che sei pure un papà, grazie Maria Rita. Io sul tuo commento per saggezza, per cosa, ora dopo dirlo su uno può travagliare, io te l'ho scritto in cinese, il mio commento, in cinese, l'ho commentato in cinese. Allora, ora ho commentato questa ironia, ho fatto dei commenti scritto in cinese, perché mi sto imparando a scrivere, perché certe volte quando parlo veloce, parlo in cinese. Frequentando gli amici pure cinesi, effettivamente uno piglia da patologia di parlare cinese. Allora Giuseppe Bognano, Patrizio, calmati, no, buono per il cuore. No, io calmo sogno calmo, sincero, forse hai una tranquillità che il mondo sconosce. Saluto l'amico Giacomo Lentini e la sua famiglia. Per un po' di tempo sono stato qui a Villarosa, saluto sua mamma Giacomo Lentini e suo papà purtroppo non c'è più. Sandra Giarratano, ciao Sandra. Antonio Macaluso, non c'è il tubo, non c'è il tubo. Quale tubo? Qual è il tubo? YouTube, quale tubo? Non c'è il tubo. YouTube. Allora, niente, e qui siamo, allora, Sandra Giarata, buongiorno e auguri a tutti i papà e a tutti i Giuseppe. Ciao Sandra, pure a te e la tua famiglia. Insomma, io ora vi saluto, un abbraccio veramente di cuore, risaluto tutti i miei paesani, compaesani, questa mi resta impresa. Saluto i miei paesani, compaesani, siciliani, italiani, sparsi per il mondo. Un abbraccio, un cuore grande. Aspetta, perché farò contrario, perché allora qualcuno mi dice un cuore che là a destra o a sinistra. Faccio presente che il cuore io ce l'ho, diciamo, a sinistra, là io qua. Però siccome c'è la fotocamera che è davanti, che io ho contrario, pare che non è a sinistra, è a destra qua. Ma questa è la sinistra. Qualcuno pure c'è, ma che mi dice, ma il cuore là a destra. Allora, questa non è la sinistra. Allora, mi sto confondere, aspetta. Allora,
essendo che hai la fotocamera di fronte che mi taglio io cose io contrario, perché dovete calcolare che la fotocamera, quando dico hai un cuore così, un cuore qua è a sinistra non è a destra, che è diciamo a destra, ma siccome ora io faccio del cane come se fosse un cuore a sinistra, vabbè, ma tu caputo come la situazione, va bene. Maurizio Rossetti, ciao, auguri. Allora, grazie molto Sandra. Allora, allora bla 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 bla. Michele Dallaria, ciao Michele, auguri. Te famiglia, auguri San Giuseppe, auguri buon papà. Un abbraccio veramente a tutti. Santo Regatuso, ciao Santo. Ciao Santo Regatuso, un abbraccio e auguri pure la festa del papà. Festa del papà oggi. Quel Facebook è pieno, mi fa veramente piacere essere diciamo su Facebook, su Instagram, che oggi è veramente una giornata di allegria e simpatia e pure di malinconia, in quanto mai ci sono diversi papà, diversi cari che non ci sono più. Io voglio fare pure gli auguri dalla sua a mio fratello Giuseppe, che effettivamente oggi era per lui una meravigliosa pure giornata, lui papà buono, e Giuseppe, l'auguri di San Giuseppe, lui la festa questa qua la amava tranquillamente. E auguri pure a mio fratello Vittorio, che pure non c'è più. Auguri a mio papà che non c'è più, insomma, c'è la festa di allegria, simpatia e pure di malinconia per qualcuno dei ricordi bei passati in passato. Questo magari qualcuno che... Però io, che ne so, queste cose me le tengo da cuore per i ricordi, però la vita deve andare purtroppo avanti, se uno ricorda il passato non vive più e non gabba più, ma parliamone chiaro, ma non per dimenticare, i ricordi non si dimenticano mai, i migliori ricordi della vita, purtroppo per andare avanti e per avere un sorriso di fronte agli altri deve continuare la vita. Allora, va bene, vi saluto, un abbraccio perché devo dare poi i saluti sul TikTok e su Instagram. Un abbraccio a tutti, un abbraccio dalla Ratola Zenzero.